Manifestazione di protesta si svolgerà lunedì mattina alle 8:30, organizzata da Mare Amico e Mare Vivo e da altre associazioni ambientaliste a Punta Bianca a Dresi contro i militari che sono tornati a sparare. Il fatto è successo dopo 615 giorni di sospensione, sono riprese le esercitazioni, gli organizzatori affermano come la zona di Punta Bianca con il suo paesaggio costiero, aperto verso il mare Mediterraneo, è caratterizzata da numerose piccole spiagge strette, delimitate da scarpate, di terrazzo e da balze, è un luogo eccezionale bellezza, ancora non alterato e poco compromesso da fenomeni di antropizzazione, che lo scorso anno è diventata riserva naturale orientata. Tutto questo territorio, affermano i responsabili della manifestazione, è compromesso dalla presenza delle esercitazioni militari che, oltre a violare la storia e il paesaggio, compromettono l'ambiente immettendo in un'atmosfera sostanze pericolose come ad esempio i residui di polveri da sparo. Durante le esercitazioni, scrivono Mare Amico e Mare Vivo, i militari vengono rilasciati grande quantità di piombo, sostanza velenosissima che, come tutti i metalli pesanti, è altamente tossica per l'ecosistema marino. La sua permanenza in acqua ad elevata salinità lo degrada dissolvendo nell'ambiente marino. Il piombo entra così nella catena alimentare, distribuendosi nei tessuti degli organismi della fauna ittica, con destinazione terminale l'uomo, causando una serie di danni a organi e tessuti spesso irreversibili. I terrificanti boati atterriscono, oltre che le persone, anche gli animali selvatici presenti in queste aree. Quindi appuntamento a lunedì prossimo alle ore 8:30 alla manifestazione di protesta in zona Punta Bianca Drasi. Ciao a tutti, sono Lello Analfino e anch'io sarò presente alla manifestazione che si terrà giorno 13 novembre ad Agrigento per fermare le esercitazioni militari nella riserva naturale di Punta Bianca. Anch'io, insieme a Mare Amico e a tanti altri amici, diciamo no a queste esercitazioni, diciamo no alle guerre e sì alla natura e alle nostre bellezze paesaggistiche. Agrigento, capitale della cultura, merita un luogo come Punta Bianca libero dalle esercitazioni militari.